Sanità anche nell'agenda di Alessandra Moretti, candidata a presidente della regione per il Partito Democratico. Con una popolazione sempre più anziana, un veneto su 5 oggi ha più di 65 anni e con l'aumento delle malattie croniche i medici devono stare il più possibile vicino ai pazienti, dice Moretti, e per raggiungere questo obiettivo la candidata del centro-sinistra propone di realizzare, in accordo con i medici di famiglia, 330 presidi sanitari in tutta la regione che aiutino a ridurre gli accessi al pronto soccorso e i tempi d'attesa per le visite mediche. Coinvolgerò medici, infermieri e professionisti nella gestione delle aziende sociosanitarie, dice Moretti, che non risparmia una stoccata alla giunta uscente. Oggi la salute dei veneti è in mano ai burocrati scelti dalla politica. Una sanità efficiente passa anche da professionisti motivati e valorizzati. Resta fermo il proposito di ridurre il numero delle aziende sociosanitarie fino a 8. Le risorse risparmiate, conclude la candidata, saranno destinate alla cura dei cittadini anziché agli stipendi dei dirigenti nominati dalla politica. Oggi in Veneto ci sono 21 USL, più che in tutte le altre regioni d'Italia. La Lombardia ne ha soltanto 15, ma col doppio degli abitanti.